questo spostamento non sa da fare. Rievoca una scena di manzoniana memoria la querela che Vittorio Sgarbi solleva sul monumento equestre al Gattamelata, capolavoro rinascimentale di Donatello. Sottosegretario alla cultura con delega al patrimonio artistico da pochi giorni, Sgarbi ha come sempre le idee chiare e le comunica in modo diretto alla delegazione pontificia, responsabile e custode del patrimonio artistico del Santo. Eh sì, perché l'ipotesi ripetuta da mesi di uno spostamento del monumento all'interno del Museo del Santo, sostituito nel sagrato da una copia esatta, non aggrada per nulla al neo sottosegretario, che affida una nota al suo pensiero. Va escluso risolutamente, anche per evitare la diffusione di ipotesi senza fondamento propalate dalle cronache, che il Ministero consente la realizzazione di una copia fedele da sostituire all'opera originale. Ipse scripsit. Conciliante la risposta del delegato pontificio per la Basilica del Santo, arcivescovo Fabio Dalcin, che, ricordando operazioni recenti come lo spostamento del Marco Aurelio del Campidoglio, spiega che solo dopo aver raccolto tutti i dati necessari con le più moderne tecnologie, questi verranno vagliati dal comitato scientifico e dai migliori esperti mondiali del settore, per prendere solo in seguito decisioni in sinergia con tutte le autorità competenti. Il dialogo è aperto, insomma, ma Monsignor Dalcin conclude: la copia del Gattamelata resta un auspicio di questa delegazione, pronta a dialogare con tutte le istituzioni poste a tutela del bene culturale.